La parrocchia San Calogero di Favara, da venerdì 29 novembre fino a domenica 1 dicembre, ospita la missione eucaristica con la statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina. Si tratta di un calco della statua lignea realizzata nel 1947 da Suor Lucia e messa a disposizione per la missione dell'Associazione Internazionale LSE Roma. Saranno 3 giorni di messe, conferenze e catechesi sul messaggio di Fatima. A parlarcene meglio è stato Don Michele Termini, parroco della chiesa San Calogero. Ecco, lo scopo qual è principalmente? Quello di portare avanti ciò che l'Associazione dell'Apostolato Eucaristico Mariano intende fare, che è formato da laici ma anche da sacerdoti che condividono questa forma di apostolato, cioè il culto verso l'Eucaristia, dove per noi cattolici c'è la presenza di Gesù nell'Eucaristia, e poi anche verso la Madre di Dio, che è appunto la Vergine Maria. Lo scopo è quello allora di incentrarci sulla preghiera e sulla, diciamo così, la gioia che Dio porta nel nostro cuore attraverso l'Eucaristia e la Vergine Maria. Per questo i giorni saranno 3, il 29 con l'arrivo dell'immagine della statua della Madonna di Fatima nel piazzale Case Popolari vicino via Spagna, poi da lì una breve processione verso la parrocchia di San Calogero, dove alle 17:30 ci sarà il Santo Rosario, alle 18 la celebrazione eucaristica, alle 19 la liturgia penitenziale e le confessioni. Così poi sabato la messa sempre alle 8:30, la celebrazione eucaristica, l'esposizione silenziosa del Santissimo Sacramento, l'ora media, poi alle 16 un incontro con i bambini con la proiezione di un filmato sulla Madonna di Fatima a forma di cartone animato, poi alle 17:30 la catechesi nella seconda parte sul messaggio della Madonna di Fatima, e poi alle ore 20:30, sempre sabato, dopo la celebrazione eucaristica, una conferenza con il seguente titolo: È possibile una famiglia felice? Le dinamiche della vita di coppia, prevenire e gestire le conflittualità. Poi domenica le celebrazioni eucaristiche delle 8, delle 10, delle 12, alle 16 l'esposizione del Santissimo Sacramento con l'adorazione silenziosa, alle ore 17 poi abbiamo la terza catechesi sul messaggio della Madonna di Fatima, e poi alle 18 al termine della messa la Madonna ci saluterà e ci lascerà nel cuore sicuramente tanta pace e tanta gioia che ci dona il Signore con la sua grazia.